Buonasera a tutti, benvenuti naturalmente in questa bella rubrica, la rubrica dei tipi strani. Questa sera vi voglio presentare un bel tipo strano di volta mantovana che è in cerca naturalmente di una ragazza un po' particolare. Questo gusto particolare che ha, diciamo, gli viene direttamente da quando lui era piccolo. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Massimiliano. Massimiliano, quanti anni c'hai? 29. 29 anni, di volta mantovana naturalmente. No, ho sbagliato. Di dove sei? Di Castelnuovo. Di Castelnuovo, attenzione. Massimiliano ha un desiderio particolare, ci vuoi parlare di questo desiderio particolare che tu c'hai? Spiegami il desiderio particolare. Allora, tu praticamente cerchi l'anima gemella. Esatto. Una ragazza un po' particolare. Va benissimo. Come mai particolare? Cioè, che genere di donna vai cercando? Strano. Strano. Non comune, no. Una quasi Cioè- terragnola, cioè. Esatto. Ti interessa praticamente la vuoi in rozza? No, non dico mica che deve sbagliare Però Esatto, deve essere. Però Ci vuoi descrivere questa tua passione? Cioè, com'è che deve essere questa ragazza? allora, automunita, autogestibile, finì i soldi che siano soldi suoi, non i miei, finì qua siamo a posto, che sia ninfomane lo stesso, anzi meglio che sia ninfomane, che gli piace fare le cose dove vuole, con chi vuole, non basta che siano con me, basta. Perfetto. Chiariamo, ninfomane è un altro tipo di, diciamo, di mestiere, tipo la segretaria. Lui la vuole ninfomane. A lui piace praticamente che faccia questo tipo di mestiere. No, Allora, un po'. allora, Massimiliano, parlaci dei tuoi gusti per quanto riguarda donne. A che genere di donna sei interessato? Genere di donna che sono interessato. Lei ha un bel viso. No, intanto deve avere dei begli occhi. Cioè, la cosa che ti affascina in una donna sono gli occhi. Prima roba, non mi interessa se è alta, bassa, magra, snella, com'è, basta che ci siano dei begli occhi. Esatto. Cioè gli occhi li deve avere centrati oppure va bene? No, vabbè, non no, che siano così, che abbiano l'occhio svergolo, un occhio Esatto. che tira. Però una bella ragazza, cioè, con gli occhi belli, dopo il resto viene da sé. Cioè, dico. Ascolta Massimiliano, una domanda un po' particolare. Che cos'è che ti affascina in una donna? La prima cosa che tu vai guardando, appena tu... Solo gli occhi. Cioè praticamente il fisico tu non lo guardi? No, Non guardi nessuna zona fisicamente di una donna? no, prima roba è l'occhio. La prima ora. Cioè se ti piace l'occhio ti piace la donna? Sì. Per quanto riguarda il No, fisico, perché una. se è robustina ti piace lo stesso? Sì, ma Sei in carne? Basta che sia simpatica Esatto, e stia in compagnia. perfetto. Dopo se me la dà meglio. Certo. Logico. Vabbè Massimiliano, quanto tempo è che tu sei single? Ciao, 6 anni ormai. 6 anni. E in 6 anni tu praticamente non hai potuto trovare la tua anima gemella. Ma no, ne ho trovate, ma non. Cioè non sei mai andato d'accordo con loro, eh? No, beh, d'accordo, sì, è che dopo diventano tutte amiche, Esatto. perdono la strada. Cioè finisce tutto praticamente. Perdono la strada, sì. Tu invece vai cercando la storia seria, la storia duratura. No, beh, intanto si prova con un pochettino, dopo se c'è il resto della duratura. Certo. Va bene, amiche telespettatrici, avete conosciuto Massimiliano, abbiamo detto la di età, Simestara era di età abbiamo detto? 29, 29 anni di Castelnuovo. Castelnuovo, che è in cerca della sua anima gemella. Per tutte quelle di voi che fossero interessati a contattarlo non potranno fare altro che telefonare al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione, e telefonate perché Massimiliano è qui e sta cercando davvero l'anima gemella, perché ha davvero intenzione di sistemarsi e provare una storia seria, una storia duratura, perché Massimiliano si sente di andare così avanti, giusto? Sì, no, mi stanno distraendo Non ti preoccupare, ci sono naturalmente gli amici che stanno cercando di dare cartelloni, non so io qua, vabbè. Vabbè, Massimiliano, in questo momento sei in collegamento con le telespettatrici che stanno decidendo se chiamarti oppure no. No, si sta, stasera sono impegnato, grazie. Vuoi Domani dare- forse sono libero. Certo. Vuoi dare un messaggio particolare a loro che in questo momento ti stanno guardando e si aspettano qualcosina da te, guardando la telecamera? Pronunciati. Ciao, fate le brave. Dopo se volete chiamate. Perfetto, bellissimo messaggio. Questo è tutto da Alberto, amici telespettatori, per la rubrica dei cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Ciao. Massimiliano. Ciao ciao. Oh yeah.